Prosegue a Napoli il lavoro dei Vigili del Fuoco in seguito alla serie di scosse sismiche nella zona dei Campi Flegrei. Sono 63 i sopralluoghi fatti dai Vigili del Fuoco negli edifici, specie nei comuni di Pozzuoli e Bacoli, potenziati i team per le verifiche di stabilità con funzionari tecnici da Molise, Lazio e Puglia. Le verifiche tecniche sono supportate dalle squadre di ingegneri della Protezione Civile regionale specializzate già in possesso dello specifico patentino EDES, ossia l'abilitazione a compilare gli strumenti schedi grafici utilizzati a livello nazionale nei contesti post-sismici. Le verifiche, secondo quanto rende noto la Regione, vedono un coordinamento delle attività del sistema della Protezione Civile composto da Dipartimento Nazionale, Vigili del Fuoco, Regione Campania e Comune di Pozzuoli presso il centro operativo comunale, dove i Vigili del Fuoco hanno istituito un posto di comando avanzato. I controlli avverranno anche all'interno delle abitazioni su richiesta dei cittadini attraverso il centro operativo comunale. Non si tratta delle analisi di vulnerabilità che rientrano nelle attività di prevenzione, ma di verifiche di agibilità post-evento. Complessivamente sono stati attivati fino ad ora 200 volontari, tra cui anche gli psicologi dell'emergenza.